Buongiorno a tutti, sono Ivaldi da Romano di Sonzo. Ci troviamo per un appuntamento importante, la seconda camminata sotto i nostri passi e i nostri luoghi. Sono 3 itinerari, da 2 pianeggianti e uno che tocca il Colle di Medea. Oggi a Romano si sono concentrati più di 1000 persone in questo ridente paese che si trova a pochi chilometri dal raccordo autostradale di Vilese. Siamo a pochi minuti dalla partenza di questa camminata e con voi l'appuntamento è per più tardi. Ecco, fermiamo un concorrente al volo, fermo! Ecco, da dove viene lei? Io vengo dalla Sicilia. Addirittura? Sì, mi trovo qui per lavoro. Oggi ho avuto l'occasione di partecipare a questa vostra bella iniziativa. Sono anche un insegnante di educazione fisica e quindi cadeva tutto a pennello. Ecco, l'impressione sul percorso? Allora, il percorso è bellissimo, è un percorso che per chi ama la natura e per chi ama lo sport è fondamentale godere anche di questi bellissimi panorami, bellissimo paesaggio, natura stupenda, si respira un'aria frizzante che fa bene anche ai polmoni, quindi ci sono tutte le componenti per passare una sana giornata di sport. Io mi voglio complimentare con tutti gli organizzatori sia per la gentilezza, per la cortesia e per quella che è anche l'assistenza durante il percorso. Vi faccio i complimenti, spero che qualcosa di questa possiate organizzarla anche nella nostra terra, in Sicilia, e vi aspettiamo, non so. Eccoci, fermiamo questa signora. Quanti chilometri ha fatto, signora? No, facciamo 11 oggi. 11, il percorso medio? Sì. Ottimo. Come l'impressione sul percorso? No, bella. Ecco. Bello, sempre bello qua. Sì? Correre qua in zona è sempre bellissimo. Ottimo, la ringrazio. Prego. Buona giornata. Siamo a Ristoro, posizionato in località Frata. Vediamo qualche impressione da qualche partecipante. Venga qua con me. Dica qua. L'impressione sul percorso? No, bello, dai. La giornata è ottima, vi ha aiutato molto. Il rinfresco? Non li uso, ma bello. Ah, non li usa, ottimo. Non usufruisco mai. Bene. Signora? Lavoro? Lavoro sì, è tanto oggi, Bene, veramente. bene. Soddisfazione a tanta gente, giornata ottima? Giornata stupenda. Benissimo, buon lavoro. Grazie.
buongiorno, ecco qua delle belle signore. Signora, un'impressione del volo, dai. Com'è stata la camminata? Com'è? Bellissima, bellissima, bella, sì. Dica anche lei qualcosa. Rilassante. Tutto bene? Tutto Ok. bene. La giornata ci aiuta? Bene, buona camminata. Ci vediamo. La seconda camminata quest'anno tocca anche il Colle di Medea e sopra il colle abbiamo i rievocatori storici dei Grigio Verdi del Carso che collaborano a questa iniziativa. Ci può dire qualcosa in merito? Sì, diciamo, noi siamo un gruppo di rievocatori storico-culturali della Grande Guerra. Siamo appassionati e svolgiamo diverse attività, facciamo didattica, commemorazioni in onore dei caduti, cerimonie eccetera. Qui siamo intervenuti perché ci hanno chiamato, essendo stata fatta la marcia in occasione del centenario sui percorsi della Grande Guerra, siamo venuti qui mettendo un bacchetto espositivo, diciamo, di alcuni oggetti usati dai militari durante la Grande Guerra e con le divise storiche diciamo, che usavano al tempo. Eccoci al termine di questa iniziativa, la seconda camminata sotto i tuoi passi nei nostri luoghi si termina con un numero eccezionale di partecipanti. 1150 persone hanno partecipato a questa manifestazione. La giornata ci ha aiutato moltissimo, colgo l'occasione per ringraziare tutti i partecipanti e alla prossima, arrivederci da Romans.